circa il 90% di tutti i libri che vengono stampati viene prodotto da mi pare 5 case editrici, che sono poi la Mondadori, all'interno della quale c'è l'Einaudi e ce ne sono diverse altre, che sono la RCS, cioè la Rizzoli, che sono la Mauri Spagnol, Chiara Longanelli e diverse altre, che sono la Feltrinelli e che sono la De Agostini, che è un gruppo nazionale e anche internazionale. E questi appunto producono circa il 90% di tutti i libri che noi vediamo. Poi effettivamente è vero che l'80% non vengono venduti, e non solo di quelli che vengono venduti, una parte abbastanza consistente viene venduta in pochissime copie. In Sardegna ci sono tante case editrici, adesso non so quante siano, ma sono molte, e fanno anche delle cose pregevoli. Ecco, di queste nessuna distribuisce su tutto il territorio nazionale. E dico nessuna distribuisce su tutte le librerie nazionali. Le librerie, parlo delle librerie vere, cioè quelle ricche, non necessariamente le grandi librerie, ma le librerie che vendono libri e che sono fornite di libri, sono a seconda del modo in cui vengono valutati in Italia, sono 800 oppure 1200. Bene, non c'è un solo editore sardo che distribuisca in tutte queste. Il Maestrale, che pure produce delle cose molto egregie, fino credo a 2 anni fa, anzi 3 anni fa, distribuiva in 30 grandi librerie nazionali. Adesso ha anche aumentato la distribuzione, però sempre in maniera abbastanza limitata. Questo perché ci sono dei problemi molto grossi anche nella distribuzione, e questo naturalmente spezza una lancia ancora in favore di questi libri, di questi ebook, perché questi evitano tutta una serie di problemi di questo tipo. Però volevo sottolineare il fatto che l'editoria diciamo che molti libri non vengono venduti anche perché c'è un monopolio della distribuzione, anche perché distribuire costa un sacco di soldi. I piccoli editori questo un sacco di soldi non ce l'hanno, anche perché un distributore per distribuirti ti obbliga a produrre un tot numero di libri all'anno. Ad esempio la PPE te ne chiede 36, e poi anche perché tu gli dai alla distribuzione e la distribuzione non ti paga subito, ti paga dopo 6 mesi e ti paga dopo un anno, quindi devi avere dei fondi. Insomma, ci sono tutta una serie di problemi che fondamentalmente soffocano la distribuzione e la rendono estremamente difficile. E tu ritieni che questi problemi, perlomeno per questa editoria polverizzata, possano essere risolti con un tipo di rivoluzione di questo tipo, e soprattutto pensi che venga consentita questa rivoluzione, o che comunque abbia delle forze tali per cui, anche se ci fosse un'opposizione da parte delle major dell'editoria, si riuscirebbe comunque ad arrivare a una conclusione un po' festosamente anarchica e come quella della musica? Io spero di sì. Spero di sì, anche se naturalmente ho dei dubbi, ma dei dubbi che derivano dal fatto che purtroppo c'è un grossissimo monopolio a livello nazionale. Da un lato ci troviamo di fronte in quest'ultimo periodo a una crisi internazionale molto forte che ha falciato letteralmente centinaia di giornali. In America 120 quotidiani hanno già chiuso, tantissime sono in crisi, la pubblicità è crollata dal 40 al 60% negli Stati Uniti. In Italia è crollata di circa il 20%, e tenete presente che anzi tutti i quotidiani, almeno da una quindicina d'anni, in Italia hanno diciamo nel loro fatturato oltre il 50% proveniente dalla pubblicità, quindi non dalle vendite ma dalla pubblicità. Questo dà un'idea della crisi che c'è stata nel settore dell'informazione per quanto riguarda ad esempio la carta stampata. Allora, gli editori come vogliono gli editori utilizzare, come pensano di utilizzare questo? Pensano di utilizzarlo soprattutto da un punto di vista tecnologico con la cosiddetta convergenza digitale. Che cosa significa? Significa che oggi praticamente le parole scritte, il sonoro o le cose viste possono essere tradotte in un unico linguaggio, che è il linguaggio poi binario fondamentalmente, in un unico codice, possono andare in un unico codice.
questo significa per gli editori delle potenziali sinergie, e questa è la cosiddetta, quello che chiamo la convergenza del mercato, la sinergia del mercato. Però c'è l'elemento centrale che è internet, che è l'aspetto telematico, che è questo che sta cambiando e cambierà sempre di più l'informazione. È l'elemento centrale di questa grande piazza che è poi il web, che è internet, eccetera, è soprattutto la possibilità di interscambio, di interrelazione, la possibilità che il lettore interagisca con chi produce una determinata informazione, non solo, ma la possibilità che il lettore diventi esso stesso produttore di informazione, contribuisca a produrre la stessa informazione. E questo sta avvenendo in diverse parti, ci sono esperienze anche di questo tipo. Da questo punto di vista però significherà, per quanto riguarda la domanda come cambierà l'informazione, un cambiamento molto ma molto grosso dell'informazione e della stessa professione, perché il giornalista ovviamente ha come sua mission centrale quella di raccontare la realtà, di raccontarla nel modo diciamo migliore per lui, nel modo più onesto, più corretto, senza nascondere i fatti. Ma quando questa realtà in qualche modo, anche grazie a internet, può interagire con lui di più e può anche diventare una persona che gli suggerisce determinate cose che lui non sa, che gli mostra determinati altri aspetti, eccetera, questo cambia completamente anche il suo modo di lavorare. E questo cambierà, secondo me, se si vuole utilizzare la potenzialità della interrelazione, anche la stessa struttura dei giornali o dei mezzi di comunicazione di massa. I mezzi di comunicazione di massa sono delle organizzazioni piramidali in cui c'è il direttore, che è praticamente Dio, nel senso che decide lui, se vuole, nell'inteso, tutto quello che deve essere pubblicato all'interno o dato all'interno. Cioè praticamente ha un potere assoluto. Poi ci sono i vari gradi, ci sono i capiservizi, c'è il redattore capo, i capiservizi, eccetera, che hanno nel loro piccolo, in quanto delegati del direttore, questo altro potere assoluto. Mentre se con internet e con l'informazione che permette anche questo andata e ritorno, questa struttura piramidale dovrà per forza modificarsi, altrimenti sarà impossibile utilizzare al massimo le potenzialità che internet fornisce per l'informazione.